Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, imprentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Lo so, se so noi, se sto rausu, oi vuru, corrias de vogu sul programma de RTS Radio Televisione Sarda, in suo canale 79, vochistionai del suo mondo di oi, commenti a cambiare, commenti cambienti, commenti ad a cambiare grassi, deo so Ivo Murgia, ma no a regione assoluta, che non mi antagiai impressionavo, ma se ho sempre accompagnato de dus amigos, oi con Antoni Muscas, beniu, Antoni, a sa travarti collegato un altro amico Luca Tolu, beniu a tu puru. Saluto a tutti. I tavari di questa parte, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Mi fai piacere. Già riuscite a depurare sul profilo astrologico, a tu puru. Ho li incominciati tu? Ho cominciato, dai. Quando sei nascito, picciocco? Non mi sa di. Su 27 su mese lampada del 75. Beh, sanno non mi interessava, però ha fatto bene a scovviare, dai. Yeah, Dunque, sei cancro. Hai cinato a personologi, giusto questi? È giusto. Lasciami tradurre poco poco che è scritto in italiano, fonti 25 pagine. Dunque, si nara di noi. Nara casesi, persona si piace a difendi sul luogo debosato, che sia sa famiglia, che sia su traballo. E sei prudente, quando c'è sesi di questo veudo un'area da personologi, sei un vaghetto prudente, timmi, hai cesti. Però quando si fissai, secondo una cosa sei arrabbiato su questa cosa determinato, hai cesti, prudenti sei. Ho deciso che stai tutto giusto, mi tocca da comprare a me pure questo libro. Dovisi, però aspetta, non ti monti sti saconca, ti hai poligi difetto, su un'area casesi cirdinu, serrau e isolau pure. Isolau no, però cirdi non lo paghetto dunque devo comprare di adesso. Devi sei giusto. Andiamo a sapere a me Antoni. Quando sei nascito, Antonio? Su 23 ed è su mese dei Capodanni. Capodanni, bene da essere, settembre, cuspide, due pure. Mi non capita un me da cuspide, invece che poi. Via. Dunque, ischi sei nascito su questa di sei guerrieri, si frasi di abbattallai, e prusa cattaisi strobo su e prus infogaisi. Anzi, come ti dice una de battaglia in addirittura si incicchettaisi a satra e scutitura. Non dai, casesi guerrieri spirituali. Mi piace da me pure questo libro, mi pare che mi è bello. È bella questa definizione, guerrieri spirituali, eh? Mi piace, sì. Però è difetto su, trumentau. E questo può essere pure. Depresso. No, questo no, dai. È vizioso pure. È vizioso? No. Non penso che tu si a comprare questo libro. Già hai cambiato idea. No. Mo' Vicciocco, se si castiamo un bello filmato che si spiega questo argomento di oggi. Andiamo a sapere. Energia Birdi. E sta a vedere che è Birdi di Aderos questa energia o si dolenti contare di Aici che è Birdi, ma noi Birdi, boh. Andiamo a sapere, vai cicca. Ascolta Antonio, cominciamo su. Oh, se vieni in basso sul numero del suo telefono, che io le si iscrivi, mandai messaggi, si potessi salutare, criticare, tutto su che io le usi.
Luca, intervieni tu pure, manca che sia sta collegato, che intendi Ja. cosa che ti interessa, Certo. da questione tranquillo, feso cicchios di questione a 3, che è più bello, Anda bene? Anda bene. Dunque, se mai stantoni, presentati Paco, dai, di onde sei, ta scuola tenesi, ta se fendi di traballo, poi entravo su bene, insomma, argomento. Io sono De Bidacidro, sono ingegnere meccanico e faccio meda cose, su traballo proprio cosa mia, come ingegneri, finza da Cillompo, finza da agricoltura, sono figlio di agricoltori, tengo svaghetto di terras e mi piace di... Mi vi posto studiare perché non mi piace andare su Satto, però su Satto... Lui si è Dove storrato. tornavo, è bello essere in saria aperta. I testi, Bingia, Olivario. No, Olivario è un seminativo anche il museo Cicchene del Rappo Nidrigo. A solo, tu traballa a questo... E canquota bene a aiutare gli amici, poi ci passai sora. Canquota andavo a passare là i scansi, poi ci passai, c'è tutto, poi ci sparavo. E bello. se mai stai a scuola pure, professori? Invece. Professori e scuola Di pure. materia? Quest'anno stiamo facendo meccanica. Meccanica. Sul Onde sei? nautico, sul nautico di Porto Torre, sapere che dice Su, a Pinnico. No, però è bello, mi piace di portare questa scuola in Ante Mari, Ah, quando l'ompo in cui ti fai una gita pure. sì, mi faccio sta gita o a rogo delle passillate Anante su mare mi fa piacere. Poi può cambiare aria pure, è bello essere il luogo diverso. Ma vi presentare a Luca pure. E ci dupone un mese addirittura. Luca, presentati Paco, dai. Scoppia. Deu zeu de Zarrocco, in sa vita zeu professore in sa scuola manna, de Uru. Tu pure, sei collega De senza Uru, dubbio. de diritto. O canno zeu professori in Bidegidro, dunque zeu Va, caramba. vicino è domo de Antoni. E poi ho vinto in amministrazioni comunali de Bid, dunque Ita sei sorao Denisi? as políticas ambientali, a s'amparo de su logo, de su territorio. Insandos. Gedi decide a essere ospiti Yeah. oggi, Dopo questione di energia birdi, dunque sa. Antoni, difatti, se tu sei interessato a me da vincere non in amministrazione, però in questioni di sabida politica, se non scetti di sabida, ma sarda spuro, Sì. proprio tema di gustatisi, ma non gustatisi, questa uscita 6 mesi, è proprio anno, questa energia, so, ormai sì. anni, quindi si sta ragionando di questa transizione, di questa energia verde, del cambiamento climatico, ambiente e questo e s'altro, no, so, manca dove apposta Porto Torre è proprio in un luogo di industria e dunque penso che ha attento di fatti si problema se sbordicare con questa questione Sì, di sì, industria che poi è sì. serrato pure ormai Praticamente o è già i serrendi industria su chi sciudeo parlava qualcosa in cui puro. tu ita cosa ti sei interessato dipende del suo traballo di questa formazione che tieni sì o Infatti, Nareus che questo tema dell'energia mi è sempre interessato. E appunto cominciato quando vunta progliato il primo impianto in Campidano. Poi che tutta questa propaganda Nareus dell'energia verde tenia da un pacchetto di non tornante sconto con sa maniera come ti viene avendo ribanta questa società che non si domanda permesso a nessuno su variante impianto non Mallena che l'assendo da volta su un pianto che è arrivata spacciata su funzione cosa sua ha parlato anche a via non dove stati nessuno narante che diventa questo un pianto per tanto posto di traballo sorra de cose tutto su ignorante e non che sa gente si incommenso vi contenta pure per sa possibilità di donare un contributo per questa transizione energetica è interessata a tutto. Certi a pago degli antibio che a Savini noso fio peuso dei commenti fiauso sa gente a pago cominciava a si interessare e a comprendere che non fia tutto birdi sui là già arrivano un messaggio e poi no accudeus ragazzi un piacere ascoltarvi complimenti al presentatore Ivo Murgi brava Manno e buono Ilaria da Cagliari è un basidello Ilaria grazie si va a pregere tornese a suo conto e dunque non tornante sconto insomma tutto questo birdi insomma non tornante a sconto che poi non che se equivoco che li via che sa transizione
chi deve fare no la transizione ecologica, poi deve fare la transizione ecologica, poi questo è importante. tutta questa cosa. Un conto è transizione energetica, Un'altra altro conto cosa è è spiegata bene, non lasciamo manco Deus. No, se te succede che sul mondo l'attività umana ha produce su dei problemi, l'antropizzazione, i fabbrica in Sardegna, no, che sta arrivata sa chinata chimica verde, l'industria pesante, e miniere, no, mine, tutte queste cose hanno donato su dei problemi, hanno inquinato l'ambiente, e l'attività umana, questa estrazione massiva di risorse della terra, hanno portato lo Stato che necessità di tornare a recuperare, a bonificare, tant'è vero che l'Unione Europea che anche un mese fa ha approvato la legge sul ripristino della natura, portare noi sul 70-80% dei terre nell'Unione Europea che sono degradate, per morire di questa attività umana. Sul 70-80% dei terre. pago? E questo è che prima di tutto noi dobbiamo tornare a reintrodurre la biodiversità, dobbiamo recuperare questa terra, che tutto questa terra che io consumato con il suo giumento, con attività industriali, dobbiamo tornare a fare diventare terra fertile. E questo con matas o animali pure? Questo con ogni cosa, perché la biodiversità è ogni cosa pure biodiversità. Questa attività è da preservare e chi vive in uomini pure chi vive in terra, non è che deve fare un progetto, poi che non ci uomini si pone a casa e salvare il pianeta. Pensando questa transizione energetica è una parte di questa transizione ecologica. Le attività, le azioni che dobbiamo fare noi sono in metas, e noi in Sardegna i più importanti sono appunto la bonifica, ma pure a tornare a recuperare tutte le terre agricole, ma questo non è un'opportunità di manna, per la Sardegna. Traballo 50 anni. Traballo, ma poi hanno fatto su conto che servono proprio forse più di 100.000 esperti ormai in Sardegna, scuola di specializzazione, perché la terra non è scelta uno che banda a cruvare a schiena marrai. A parte gli operai, se non è. E s'operaio pure non è per s'operaio con suo picco, che deve se formare, ma se cristiano dei bonni impari su connotto, tutto su chiesti su connotto tradizionali, con la tecnologia più avanzata, con tutto su che oggi teniamo a disposizione, con i satelliti, sui droni, tutte queste cose. Certo, e questo te da bisogno di un piano strategico che sia da me articolato, te devi comprendere tutte queste cose. È una cosa che tu da banda zapi è meda interessante, pot di avere opportunità di prodotto. A parte che serve pure. Serve di potanoso de questa io non potevo tornare a go. Chi sbagliato, no, se ho ben detto quest'anno sta succedendo, ma non scelte con il suo cambiamento climatico, no, se ho visto che questa temperatura è cambiando, però teniamo altri problemi proprio che le terre non producono prosumette prima, teniamo o producono cosa male o producono cosa male, dobbiamo tornare a porre a posto tutta questa cosa e fai delle azioni di contrasto al suo cambiamento climatico e questo significa ridurre tutto l'inquinamento che noi scetti questo dell'anidride carbonica, ma di ogni forma di inquinamento dell'altra fonte traballo di azioni di adattamento climatico, potete mancare firmi o tutto l'inquinamento è questo che il volano sul volano o che si effetto che noi ho prodotto in tutto i 100 anni passati, con questa inerzia, si chiama metà anno. Questa cosa da patente come effetto, poi il prossimo anno. E noi devo cercare di comprendere, che devo fare come adattamento significa devo ponere, per quanto riguarda l'agricoltura, devo abbiare questa specie più resistenti per l'aumento della temperatura, questa specie più resistente per questo tipo di movadia, questa specie che tiene più spaga bisogno di acqua, tutte queste cose. E poi questo teniamo necessità di traballare bene e di formare gente che scippia da conosce il tema e scippia da come da affrontare. Lasciami leggere questo messaggio, è lungo pure, in italiano, mi tocca da tradursi. Dunque, se in luogo di spalias eolicas e pannelli fotovoltaicos, aliga industriali e tutto satro, nucleari e ci seguenti, noi adesso meglio ci pone una bella centrale nucleare
Poi bessiri dotto Sarricus, ahí ci hanno Bainzu, posso fratelli continentale. Bella questione, tu indecisi di questa questione adesso nucleare, tanti pensi? Su che penso, devo mettere ingegneri non sia contrario, nessun tipo di tecnologia. Lubisi. Ma il suo problema è sempre chi controlla questa energia e poi allo scopo. Noi sa attività che stiamo facendo in questo momento, mesi anno passato, perché adesso sono attivo di più di 10 anni, è contro questa speculazione. Questa speculazione non tiene di nessuna relazione con l'ambiente, con la terra nostra. Perché voi imprese che benti noi a guadagnare di anno, non un po' a nuda. Degli ambienti? Sì, doiati imprenditori seri, potete toccare una stabilità pure, non è che siano tradotto Imbroglioni, imbrogliosi, certo. sbagliare con suo lavoro. Però ciò da piano potete uscire i tammi serbidi e a mi dollo fare su che mi serbidi e in cali dimensioni. Per altre cose ci pone un pannello che a pizzo della gravettura, un'altra cosa è piegare 1000 ettari di terreno e dopo prendere il pannello o la società privata. Sul nucleari e oggi teniamo questo problema delle scorie, non c'è amici da sponni, e l'altra cosa è sempre chi fa questa gestione di queste centrali nucleari e in quanto tempo si è pronta, perché a me si pensa che sia pronta dei crasi e noi stiamo, perché noi se teniamo questo problema oggi non potete aspettare 30 anni per realizzare centrali che non c'è manco come da funzionare. Certo. Luca, Duisesi, non ti ci dromma stano? No, ci sono. Non mi usessi, no? Già sei uscito. Sa pregunta a pizzo su su nucleari via da interessi manno. Tu tanti pensi? Non do peso a parlare a Goa su chi per tocca da investimento in ricerca. Do peso si chiede a vai cicca a pizzo di questo argomento, non do peso a parlare a Goa. Poi sì, in subvenidori c'è adesso un'energia nucleare più a liquidi, una raso più limpia, più tranquilla, non so quali fu ad imparare, però un'energia nucleare più tranquilla, più di aici, può essere un'opportunità. Sì, possibilista. In moi è da più difficili, però non tocca, non do peso a parlare a Goa. Tappo comprendo. Bosato in San Rocco, insomma, di industria, industrializzazione, non discesca in una cosa. Nariusca è proprio una situazione emblematica, uno simbolo già in San Rocco di industrializzazione, in pari a Ottana, Porto Torre e tutto. E dunque, se tu hai fatto un bello lavoro di studio pure di questa storia, di questo shock industriale, mi piace a me da questa formula che hai imparato. Hai scritto un libro, vai a bere Luca sul libro, che bello. E dimmi da dove vai a bere. Il libro è questo. Poni tu bene. Storia e identità di San Rocco. Naraso ha poi imparato questo su due sfuetti, su shock industriali, poi fa una fotografia di questo che è accontesio in Bida in primi anni su 60. Poi c'è stato un mutamento manno noi scetti per ambienti, per territorio. Antropologico pure. Ma antropologico pure. Ne ho un esempio questa cosa che sa bidda fia da una bidda pitichedda, accappiata a estradizioni sia a San Laurera, su Pastorio, su Zatto. Sa gente traballare in questa faina, ed è un momento assatro, in una variga anni, è cambiato tutto. E su Zatto si è sbudiato, sa gente ha incominciato a si furriare dei pastori, operaio. E dunque questo è stato un cambiamento umano, culturale e antropologico, come ti hai tu. E sarò di bivio proprio cosa che mi all'inubira narrata sa alienazione urbana, poi questione de Castello, poi questione de San Rocco, proprio come un'alienazione industriale, poi sa gente si è proprio stesiata da questo che viene da tradizioni, un paghetto, ed è bessia una vita differente. Una bidda no, se sti commenti fregata commenti una bidda no a San Rocco. No. E dunque questa è stata una fenomenologia particolare, giusto per fare un esempio.
da di Cristiano Vinzas Cicci Tumasala in suo libro Il parroco di Era Solé. Arasole, quando Cristiana da che Sarrocu tenia da un dio che via da su petrolio. Io sono arrivato una metafora forse sì, un vaghetto troppo voti. Il dio Però petrolio, narauso che in quest'anno meda tradizioni a capiata, se può un esempio a Sacresia, le feste popolari dei santos, e si punti narauso che non punti stati a fatta brusu, può un esempio sa festa di Santo Antoni su mese gennaio, sta lui da su Vogadoni, Bida, in San Rocco, sa proprio cosa in su mese lampada con Santo Giovanni. In una pariga anni su San Rocco ha di bivio, su una fenomenologia che in tutta la Sardegna ha di bivio in 10 anni, in 20 anni. E dunque è stato proprio uno shock. Poi in vita, sa modernità di fia da sa industria. Industria. Se lasciami leggere un messaggio di Luca. Cristiano Endi de Valias eolica, comprendo che questo sono tema callenti, Spalias eolicas, ci che sa colpa è multinazionale, sì, ma fonti proprietario sardo puro avendi sa terra, questo pure è vero, su Nicola de Sant'Aingio, tanti nara Luca. I sardo puro che bende sa terra, questo su poi indivanti su chiolenti. Naraso che questo è sempre un problema, poi tanoso me da porta si da vegaso con questa gente de fora, che sono multinazionali, con i partiti, con i politici, che punti da tu malos, e tenete regioni me da porta, poi manca i punti malos di adesso, però tenevo finza la responsabilità di questa parte più piccola della società, di questa parte più bassa. Però dopo finza considerare che me da porta sa gente teni di esti narauso portata a vai di aici poi ci punti situazioni sì, de poverezza o dunque sa questo che noi dopo vai esti cercai de vai una guida politica de sartu in questo dessa parte arte per questo fenomeno poi di aici poteuso fai una gestione di questa situazione, se non che dalla causa multinazionali e a sa gente questa situazione diventa un problema. Antoni, tantina, pago per coscienza, non gli da guastare. Ma in Arauca coscienza in Sardegna è andati, da me da Brusa e esatto logo, non c'è in Italia ma in su mondo pure potevano, no, si porta questa attività che dovresti noi in Sardegna, non è uguale in mezzo a altre parti del mondo, questo devo essere un po' sicuro, perché è un tentativo su quattro referenti dei comitati. E il problema è un problema di come è strutturata a lei, non sto contestando a lei, perché il diretto di agricoltori decide di porre in terra cosa sua, o a papi a 200 metri, questo è il problema di tutta questa comunità. Una questione però manna, se lei ti permette di fare un accordo con questa società, solo tu puoi fare questo, ci punti procedimento, su procedimento dove essere, potete dependere autorizzazioni, però su contratto devi firmare questo con questa società. Però se lei narra pure, che sicuramente sa energia rinnovabile è di pubblica utilità, indifferibile e urgente, o in questa società in un momento che il suo proprietario non accetta di firmare il suo contratto, si tu puoi espropriare, che tu fai il suo progetto e tecnicamente il suo progetto ha potuto pinnicare. Infatti a me guardo da terra mi dante pinnicao. Manca non sia stati d'accordo. No, manco duscia non c'è non fia d'accordo, non duscia da poscipido, poi o bisogno mio di stare arrivato a litro che diventa espropriato a terra, in questo litro dove è elenco del proprietario e dove è deoporo. Ma questo può interesse superiore? Interesse superiore, infatti no, se ho contestando questo, sa deve essere cambiata la normativa. Se ho chiesto già adesso 2013, sta 387 su 2013. Ci ha passato 20 anni e nessuno dà mai contestato. L'ultimo è stato con sul decreto Draghi. Sul decreto Draghi cade concentrato a pezzo del suo governo, tutto su poteri decisionali e il regione puro, i regioni di tutta Italia non hanno contestato questo decreto, invece toccata ad un pugnai, poi uno dei problemi è proprio questo, l'energia dei proprietari degli esti, su sovi, saria, acqua, punti dedotto. Infatti,
potorrai a sa questione sul nucleare puro. Una delle questioni è sa proprietà di questa energia, no su problemi che tenevo con su fossili, e quando arriva de vorasa e su prezzo dessa energia non è un prezzo che controlla un noso. Che noso se oso commenti proponi sa Unione Europea pure con comunità energetica, però diventa un oso produttori di energia, se energia deve essere bene comune, non può essere bene di speculazioni in modo di privato. Sa, a pizzo di questa cosa tocca ragionare. Potete avarro a suo singolo, a suo privato che vendi sa terra, a imprenditori che vendi no città de vai a fare uso e pagando sa terra de giotta pro de su chisiballi di commente agricola non banda nessuno luogo. Chi non cambia sul sistema de regole, non mi serve di poter avarrò c'è in trenoso che se de risolve su problema. Lasciami leggi un messaggio. Bravo, argomento interessante. Me di Laura De Virri. Saluti Nora. Saluti, complimenti su questa trasmissione. Ciao a Laura e a Nora pure. Tieni pazienza, tocca da fare. No, tocca fare questo pure. Viene, sai, e poco se no sono rauso. Chi tocca a pensava che dovrò usare manno. E ti tocca da fare, sa questione è manna. Sa questione tocca da chi intanto cambiai, parli di difficile ad una, ma da qua parte tocca da come sai, non si deve cambiare tutta normativa italiana, questa se io non donano opportunità né a sa regione né ai comunità de decidi a pizzo del suo proprio benidori. Invece noi dobbiamo ragionare per devo che faccio modifica su che vi andando prima dessa modifica culturali, sociali, queste cose vanno a modificare in media dotto su le condizioni nostre, le condizioni economiche. E un'altra cosa è questa che chi tocca da noi. Sa speculazioni doiesti anche la terra non balli di noi, ma sa terra non è che non balla di noi perché non balli di. Poteseo in due condizioni di colonialismo, di poverezza che è generata da sa mancanza di investimento su fatto mentre si depi. Sa Sardegna cioè non è traballata se ne rendi sa terra. Noi scetti non è traballata. Sa Sardegna in Italia, dello studio che ha fatto sa Banca d'Italia, è ultima a livello infrastrutturale. È suttima, ma suttima con differenza. Onnaga noi non teniamo manco infrastrutture come le ferrovie, le autostrade, cosa che si serve, tipo tu in sul luogo ci deve bivi pure, devo andare sul luogo a Satro, mi serve di tenere questa possibilità di tenere un mezzo per ci lompi, e c'è tutto devo che vivo in una zona rurale, devo tenere questa possibilità di vivere vita dignitosa, che domini devo fuire, in cui potranno dover su ospedali, non fate due non fai due barrai, ha fatto dei gusti da arriba a casa terra in cui non balli prosanuto perché questa gente non da traballi chi avarra in proprietà non 20 soldi da bendi per 4 soldi scavolare. Certo Luca Torre sono paghetto a suo conto del suo libro puro ha scritto una azzurra cosa interessante in sul libro dei due dessa storia del Sarrocco cosa che noi sciamo ma codeo due sesi Luca no, se no. Non ti ci dramma stanotte, Ma se ma scortente. Poi ha scritto che Sabida de Sarrocco vi ha portato a nome di vostra vira, del suffrago bello de Savira che ci portasti a Castello, de voci. Troppo bello questo conto, non riusciamo. Pensa tu, come ti ha cambiato? Certo, Sarrocco via da uno pago commenti moi esti Murera o Santo Sparau o Burcei, poi qualità de Savruta, Burcei poi Cerejas o Santo Sparau poi Supressio, Sarrocco via da Sabida de Savira, ma di domani. Di narrata proprio Sarrocchesu Papavira. Ducia Stantoni. No, non ducia, c'è Doreso Papavà. Però e Castellaio Moisa faccio dai scovia in bida si narata Sarrocchesu Papavira e Castellaio Papavira Budescia poi te Castellaio Savira buona si dava a pasti vosatrus bravo ma questo via proprio po' brullai po' malezza via non po' brullano Pulesu Papavigu questo è sì. Poi te ci via da non su una rasu figuera in Sarrocco figuera non era per tutto
E dunque, questo non è una cosa che ci si è inventato in moi può scrivere i libri, su, via da una cosa di adero su, ci via da in realtà. Devo conto sempre questa cosa, che è un conto della famiglia mia, poi da parte de mamma, e non su se uso de suo baricato, Ah, e e sa de iaia calibida? a iaio mio via da bidoni, Bidoni. eh, Ah, sa iaia de mamma via da de una bida accanto e bidoni, e issa quando io ho scoperto che mamma via da sposa di uno sarrocchese, via da contenta, poi olia da ispirasa de sarrocco. Eh, Mischinedda non scieda che ci via da già sa raffineria in bidda e che ad Olumano meda de gustus fragelis de birasa non ci vianta bruso in spacciata produzioni Savira. come prima, ma non tanto poi sa gente ha incominciato a fare altri traballi. Ma mo in questa terra siete abituati? Funti traballata, a due industria o funti lassata a aici? Dunque, s'industria è stata fraigata in un luogo di Sabida che si chiama Tuerra. Tuerra è un toponimo che è imperato per nominare terre che punti più fertili. Dunque, E sa Sasara a me da questo toponimo. a pizzo de sa parte che via da più Sa più fertili de bella. Sabida. Però, naraso che scetti su 4% del suo territorio di Sarrocco è in raffineria. E dunque ci divurti altro su del territorio, su dei logos, a un fai de gusto su di questa sfainas. Sa verità è che sa s'usato è stato, e poi Sarrocco tiene un fenomeno. Teneu su padentisi in ogni luogo, teneu su macchia mediterranea che si strantagendi in tutto i cucurus de sabida. Difatti, può andare a pigliare sparau o andare a cercare i cordolinus, è una cosa bellissima, poi teneu su cucurus che vunti ispantosu meda de subirti. Poi vunti stati su puro abbandonati, poi chi si pigau su fotografie dei primi anni del suo Novecento, questi cucurus viene adotto coltivati. Ah, eia. Ah. Ballauso e poi invece sa funti po vai cartolina, fotografia e poi ci che sparau e cordolino. Cambiavo. Ma ascolta me, ma sa industria è sta attiva su 100% ancora andando a tutto pompa oppure a dismenguau, vagu? Vitaminarasa. S'industria poi è andando e producendo in A tutto produzione andai. a tutto pompa come ti sta rendendo imperendo questa metafora e dunque sul problema economico non tu teneso forse in suo tempo su passato in qualcun anno a oggi ci via da un vaghetto di preoccupazioni e poi l'industria andando bene questo che dopo su ciccai de vai in moi che l'industria andando bene e che teneuso narauso sa possibilità di fare un riequilibrio ambientale in moi a dove vai. E questo è stata una politica che si è incarrerenti in bida con questa, si supportando in antisi una forestatura manna, poi vai Ma ascolta, due torrauso Luca, però i Eia. sarrocchesos, come ti da binti industria? Funti amicus o nemicus, si tu pai su naso, traballo, pazienza, oppure come è questa situazione? Sei curioso. Ma amigos o nemigos, narauso che is relatas a questa industria avuti fortisi, posso traballo, poi ha di fatto, questa industria ha diverso generazioni di sarrocchesi, ma i sarrocchesi su di oggi punti, come è scritto in suo libro, figli e nipoti di questa industria, E ad approilau gente pure, de fora. però là meda gente in vita nosu brullausu sempre na rendi sarrocchesu su che ci punti gusto a proillausu e gusto su che punti de vita ma c'è tipo po brullai poi i sarrocchesi su punti gusto su moi punti
A misturaus. cittadinos a misturaus ed esti vizza una ricchezza questa, come ti seudeu a misturau, mamma via da proillada, babbo sarrocheso, esti una cosa normale. Narazuka, i sarrochesus vinti sa presenza industriale come un'opportunità, funti sicuramente preoccupati po' su benitori, che poi su benitori è sempre un punto interrogativo, però sa cosa che noi dobbiamo fare è cercare di limitare o imparare in un linguaggio economico le esternalità negative. E tu le nai, spiegami tu bene. Posso professore, spiegare bene questo. Se esternalità positiva esti su traballo, su dinai de stassas che entranta in scascias comunali, sa attenzioni che sa raffineria tiene, po' manifestazioni culturali e cose di aici, se esternalità negativa estiga sicuramente teneus una raffineria non producenti frorisi o pani, ma producenti petrolio. No, petrolio lo trasformata, benzina, gasolio, derivaus. E dunque a contesti di ogni tanti che ha alcun problema e noi dobbiamo vivi con questa cosa cercare di limitare il più possibile questo effetto che questo può tenere di ambienti e possa... Là una domanda per tu, Luca. Quanto pesa in economia di San Rocco, sa raffineria? Diego? Quanto conta? Conta da me, noi otteniamo un bilancio che paragonato a BDG da Sardegna, a Trasbidas, è manno, però prima via da un anno ancora, poi su stato a di sega o meda de questo che viene entrata che viene da questa raffineria. Però strano. Novità di questa. Però e poi questa cosa più importante è sul traballo, poi da gente, la maggioria dei sarrochesi su traballanta, magari non entro possa usare a 78, ma poi altre aziende accappiate all'economia dell'industria. Dunque, la presenza industriale economicamente è una cosa manna meda in vita. Antonio, ascolta, dovrei usare qualche a suo conto del suo logo imbruttato, del suo inquinamento, a parte che tocca da questione del cambiamento climatico pure. Secondo tu è propaganda o è cambiamento di adesso? Sul cambiamento climatico è dato scientifico. Non deve essere usato ponti in auto su chionti esiste e poi dobbiamo si può chi traballa in agricoltura ma poi dove i dati il rilievo su meteorologico c'è pago dei inutili che mezza niente che noi vero è vero sono scetti de peso cicade fai cosa fate come ti si deppi perché chi sbagliato non tenevo altre possibilità ma data si bidi questo cambiamento climatico data dove devo si bidi in Sardegna desannata botta ponai in Sardegna ha cambiato subento ne predominanti su bento esto modo è subento esopi porta mobadias data dipende proprio con il suo cambiamento del suo clima cambiano le correnti in modo che quando prodi prospagottas ma quando prodi de bruse fai sciorrocco e poi in tanti spiegato da un suo climatologo però anti spiegato che c'è oligi una concentrazione per umana di acqua mei nubisi e sa che invece de proi prosottas prodi prospago però di scottulatura di capa tutto pare e doiati in setta succede che tenevo ghiaccio fuori de stagione non è che a volte si già intrendo su mesi di maio tipo tenni o a gelata infatti i doiati medallogoso a pizzo dedotto in su nord dell'Europa che denti problemi di questo tipo siccità prolungata
tutta una serie di fenomeni che non permettono di chi a produrre le produzioni tradizionali che In quel tempo e questo ormai è un dato che tenemos non potete agricoltori denti il problema poi questo deve essere necessità dovuti piano dell'Unione Europea pure e tocca poi da individuare può affrontare specie nuove o specie tradizionali che non si abbandonano perché noi ho cercato parlo sempre in ambito dell'agricoltura e ho cercato specie modificate geneticamente che però avunti più debili tenti necessità di più acqua e ho abbandonato i specie tradizionali si sa su studio che tocca fare che va a tornare a ponni i specie tradizionali che avunti più resistenti o selezionare specie che avunti più resistenti a su gallenti più resistenti a su gelo dipende su che depi fai e questo è un fatto non è una teoria. C'era un messaggio per tu, Ligido tu, là. Questo è vero, no, ma Ligido però. Anche a strodio dei vacca si inquina, è vero, Pari faula, ma è stata tutta questa questione dell'inquinamento del metano non c'è ti vacca si brava pure inquinata tocca da lì su peso cristiano pure però ruminanti segmenti dosonanti denti tante vero che do studio emissioni del gas e poi dopo agattavo studio fatto in Australia e Nuova Zelanda poi cambiare l'alimentazione dei ruminanti si può ridurre l'impatto ambientale che è una cosa non è da vago conto quando so dallo e manno no infatti sa questione di questa non mi posso occupare semplicemente di transizione elettrica quando va questione di transizione devo affrontare tutto il tema e ad ogni tema devo donarsi in porto cosa sua e tengo non posso fare una cosa scelta se altra cosa è questa medio siamo punti in arendo che noi non tenendo bisogno di pannelli e di papi questo ragionamento pure è sbagliato noi dobbiamo sagattare noi dobbiamo sagattare su compromesso giusto su chi si usa una renda e tu devi adoperare prima di tutto su spazio che è disponibile non hai scravetture dei domus scravetture dei fabbriche i zone antropizzate poi mano a mano che banda sei innanzi visita di servi che ti serve anche qualcosa di bruso e noi stessa questione del nudo su sfai i centrali a Crabone che teniamo in Sardegna e sa raffineria de Sasaras producono inquinamento e fonti responsabili dei fatti in mano dell'inquinamento in Sardegna che noi scegliamo inquinamento dell'aria con sanità carbonica e inquinamento ambientale dell'aria e della terra e noi teniamo problema sanitario umano in Sardegna io studio del SISDE che nara SISDE è istituto è l'associazione internazionale dei medicos post ambienti e questo hanno fatto studio apposito per la Sardegna e dove è una situazione drammatica poteva usare da pizzo di tresi bividi in una zona contaminata no su questo problema tu devi risolvi per risolvere questo problema no devi passare da una società industrializzata, altamente inquinante, a una società di prosa ecologica. In Sandoso devo comprendere come ti fa questa transizione. Non posso pensare che sarà centrale, però non voglio vai su un pianto. Una cosa da fare. E cadde questo processo, però tu devi controllare. E governare. Tu devi governare. Questa è la cosa importante. Tu devi governare. Non è che sia contro a tutto. No, non potessi, perché no, se sono contento di fare, se ho contento fare. Un'alternativa a questa speculazione vuol intesi comunità energetiche, essa aici di Adersu, aici nana Nicola de Castello. Itali nai comunità energetiche. Comunità energetica vonti personas aziende che si ponte in pari per produrre e spacciare e consumare energia entro due comunità. Dove vonti leso i finanziamenti per fare queste comunità e cosa è una parte non è la soluzione pure tocca contare sapere però è una parte meta importante ma l'importanza per questa produzione di energia elettrica è la creazione di una comunità di gente che ragiona da che si fa questo impianto dimensionata esattamente a pizzo delle esigenze a cosa sua e ragiona dei commenti poi su di chi guadagna commenti dovrai a investire sul racconto di tutto questo poi combatti la poverezza energetica poi un'altra cosa un argomento che non è trattato ma già mai ma l'intende a Luca pure ci pago a tutto sì.
Luca, e ti tocca da fare? Vi sta contenti di questo progetto umano che ci tenesi in San Rocco, deforestazioni? E tolinai. E te si idea? Eia, Deus già incarrerà, poi nosu eusu portau ainantis un progetto umano de forestatura, pighendi su dinai de su PNRR, punti 2 milioni e mezzo di euro che eusu imperau, poi in 50 ettari de terra, poi In quant'anni, su quanto depiturai questo progetto? questo progetto ha incominciato in Saccabu del 2023, smattigedas punti pittichedas, però punti bias, poi se suppone di acqua. Gente a E questo crescere, è addio già satra. una... e dunque, antessi, questo su chi moi punti ispippius, in su benitori, antessi questo che anta appigai sombra a sotto di questo padenti, naturalmente. Però, po' sabida de Sarrocco, un progetto di questa maniera, di 50.000 matigedas, in una bida che denidi, che esti via in Sardegna scelti possa raffineria, ma non esti di aici, poi da Sarrocco tenidi meda atruso. Un progetto di questo tipo e di avere su de importo. Questo è il suo primo lotto, dopo su finzas a seguire con un altro lotto, un'altra parte del suo progetto. Questo che io le uso vai è a incominciare a prantare a Trasamatas in Saccabu de quest'anno. Antesi atras 20.000 matas. È un padente sardo, e questa è una cosa di adesso Ah, importante. Matta Sardas, questo Matta pure è sarda. importante. Non se uso prantendi eucalipto o altra cosa O Pino dei Salpisi e cosa di di aici. se uso prantendi o lastuga, rubu, suegiu, muta, modizi, scetti in savarti prusu accanto de sommari, in su tremini con sommari, se supponenti commenti un barranco parabento, mattasa de opino. Poi is esperti su centinaio che ci vuole di un parabento, se non che si mattigetta, sa mischinetta, con subento che beni de sommari, non ci dà avanti. E dunque, questo è studiare su una cosa di importo. Finza sa poi in suo tempo su passato, in Guni, se sono cristiani del suo territorio del Savonta, accanto ai sommari, ci via da suoi patenti. E i sbabbus dei saiaius nostros, in Guni andando a casa. Dunque, ci via da suoi patenti e se torrendi a strantagiare uno patenti a onde ci via da in suo tempo su passato. Questa è una cosa di importo, po' sul riequilibrio ambientale. E ci ponesi in mezzo di scuola, spuro, penso. O no? Eia, certo. Ho fatto un atto più bello l'anno passato con i scienziati della scuola della BPS di Bida. Devo accompagnarlo in questa forestatura, in questo luogo. E naraso che questo spipiuso si punti, ognuno ha capiato a una mattigetta, poi danti adottata, questa è una cosa che hanno fatto, hanno adottato una mattigetta e dunque ho subito, successivamente, questo spipiuso che andava con una bottiglietta di acqua, poi acqua a questa mattigetta, dunque di adesso una cosa bella, e questa è educazione ambientale, poi se uso responsabilizzando i PPEDUS che antesi i cittadini, gli amministratori dei subenitori, non scetti di Sarrocco ma di tutta la Sardegna. Eia. Antonio, ti avviesta prima, comunità energetica, sa progetto, sa si pinnegai a pari, coscienza, a pensare, a regionai, sì, a poi remangai. questa cosa della biodiversità c'è tutto, noi stiamo perdendo questa biodiversità, proprio con inquinamento, su cambiamento climatico. E un traballo de vai e questo non scetti quasi scuola ma questa gente manna pure poter deppi comprendi su valori dessa terra una cosa nostra poter me da volta se tu giri su usato biserba e erba all'assa invece in cui in mezzo tu hai biodiversità che non tenti in tutto sul mondo e chi già arriva a comprendi i tadoiesti in cui in questo un quedo de terra questo di una da motivo può da difendere questa terra non de più comprende prima di tutto su valori de su chi teneus a gira in Sardegna noi scegliamo su mari o monti si canto su ma
tutto su chi do est in intro, biodiversità di chi est erba, mattasa, animavis e tutto s'altra cosa. E sa ragione di sagattare, di ragionare, di fare comunità, serve per questo pure, perché tu chi non ti preso il logo di Attopio, a barra solo un domo tua, che ha ragionato con tu e tutto, e questo non ti aiuta fino a un certo punto per risolvere il problema. Tu sei attivo un meta in bidda tua che è bidda cidru, poi questioni che sei una rendita, tutto si scombinando. E noi teniamo un'associazione possa a difesa della biodiversità. Che ne tu sei cittadino o sì, no, è dedotto, però sta gente tu spragi quando tu incomienza poi a passi là in suo esatto, a comprendere dove è in cui diventa una cosa spantosa, perché è bello, è spazioso, no? A parte di sinsari aperta, però a scipuro conosci meglio su tutto su chi ne sa giro a giro, dona motivo di soddisfazione. Poi, tutto è bello ai cini. Questo sabato passato invece con l'associazione per la biodiversità in Carlo Forte. Non era su nome, non era su indirizzo internet onde potevo scattare tutte ma le su chi si indirizzo è su comune di Carlo Forte e ho istituito la comunità di posta biodiversità. Che questo è un progetto in questo momento dove ha dentro più di 80 soggetti, punti agricoltori, amministrazioni comunali, cooperative, associazioni, e si occupano proprio di tutelare, non c'è tutelare la biodiversità, poi in Bidacidro noi ho fatto questa catalogazione della cerecia barracocca, che è una qualità di cerecia tipica di Bidacidro, antifatto. No, è scelto la qualità antica di cerecia in Carloforte antifatto Savaccusa, che è questa specie di croccoriga che su Gigiri di Sant'Antioco, su Siciliano di Flumini Maggiore, noi ha diverse cose. E questa ischidra ballant mugi denti una di questa biodiversità diventano custodi di questa biodiversità e tenta a riconoscere un contributo economico pure. Però su scopo è questo non c'è da difendere, da tutelare, ma da promuovere pure, perché questa biodiversità, a parte questo discorso di prima, che serbinti, potrà avere qualità di prodotti che vanno stessi traballare per anno, certo. Centinaia di anni a ricchezza manna, questo punto adatto, no? Prodotti di specie nuove. Però su scopo è questo pure di aiutare a tornare a traballare questi prodotti, di diffondi e di rendere disponibili per chi li consumare. Perché certo di questi prodotti non si accattano in commercio, perché talmente pago su chi produce che hanno due disponibilità. Che iniziativa per fare questa uscita proprio? Iniziativa per me ho fatto anche a Topio, anche a manifestare, no? Però poi a cappiare con questa cosa dove essere ciliegette aperte Bidacidro l'ultimo domingo di maggio, e poi ho calendarizzato tutta una serie di eventi non c'è tipo promuovere questo prodotto, ma quando poi andai può seguire tutta questa documentazione da cattare in suo sito del suo comune di Carloforte, che è il suo comune capofila di questo progetto. Anda bene, ascolta a me, Luca, ma uno grassi di turismo in San Rocco, dove bisi tu? In Tanaras. Ma certo, San Rocco devo uscire che San Rocco è accappiata a San Raffineria, però dopo su Bessiri un pago doto su questa dicotomia, poi a San Rocco tenidi, a intro del suo parco del Guturumano, su 14% del suo territorio di San Rocco parco del Guturumano, su 40% del suo territorio di San Rocco padenti, teneu su due palazzi signorili, Villa Dorri e Villa Siotto, che vunti da importo umano, teneu su medas nuragis, spainauso in tutta la bida. San Rocco è una bida che ci via da finza senza un mesuevo, con suo culto di Santa Vittoria,
de Insomma. Sant'Efisi, Sara. Sarò questa è una bidda che vuole di contare d'ogni cosa, poi di contare questa storia, poi di contare questa bellezza di questa naturalezza. Quando te pesandai poi cattai tutte le cose de lui, del suo libro, del San Rock, delle sfainas che stiamo mandando innanzi. Donna che ancora indirizzo. Dunque, se poi sfagna che porto, se potendo innanzi dei documenti autori e altre cose pure, mi agattaisi in social network, Instagram, per fare un esempio. Poi cose adesso comune del San Rocco, naturalmente, dove è Sul successo sito istituzionale. Ne approfitto per donare un appuntamento di questa cabecita. Oh, intanto sta replica su mercoledì 6/8 su canale 79. Tornate a donare questa puntata di oggi. Poi è disponibile online, Facebook, YouTube e tutto quanti. Poi in Capoterra ti vende una bella rassegna letteraria, libros e conto, su questo sabato e 5 mesi. Lui sei tu pure, ah no Luca? Presentai un bello libro, Sarawak che si intitola. Lo conosci? È un autore simpatico, È bravicetto. Poi questa giornata, 8 mesi, evento online, sa cucina in sardo con questo libro, a pappai con Piricco Coniglio, de Alessio Pani e Stefania Carte, è bello questo pure, E poi c'è questa festa di San Patrizio, poi irlandese, a chi ne piace questa musica irlandese, in c'è radio, se potete andare a guardare, vi ciocco. Grazie a te tutto, si devo salutare. Oh, mi piace a me da questa puntata, grazie su tempo se fu io. Infatti ci passa con il tempo. Ci dite cose da moricare ancora. Luca, grazie a te tutto. Mi ha fatto piacere. È stato un piacere in mano per me, grazie. Grazie a tu pure, con tutto i altri su Sibeu, su Sacita Intrada, con Corrias del Vogo, in suo canale 79, Facebook, YouTube e tutto canto. Grazie a tutti su a Sibiria, Sacita Intrada. Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in Prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018.